Presentato oggi a Racalmuto presso i locali della Fondazione Sciace il progetto In rete senza rete, navigare sicuri, le 10 regole per i genitori. Presenti anche una rappresentanza delle scolaresche delle scuole di Racalmuto che con attenzione hanno ascoltato le tematiche inerenti il progetto finanziato dall'assessorato regionale della famiglia e delle politiche sociali, con la partecipazione della parrocchia matrice Maria Santissima Annunziata di Racalmuto e la cooperativa sociale CAP. Dopo il saluto del sindaco Messana e del parroco di Racalmuto, Don Angelo Marturana, è stata la volta dell'assessore regionale alla famiglia Mariella Ippolito. Assessore Mariella Ippolito, assessore alla famiglia, qui oggi a Racalmuto per presentare questo progetto e per discutere anche con i partner, un progetto molto importante, In rete senza reti per navigare sicuri. Io sono felice di essere oggi a Racalmuto. Questo progetto è stato finanziato dall'assessorato che io ho l'onore di dirigere da quasi un anno. È molto importante perché guarda a questa fascia di età delicatissima che è l'infanzia, l'adolescenza e dà una guida ai genitori per poter assistere i ragazzi nell'uso giusto del web. Noi sappiamo che purtroppo già a 11 anni i ragazzi hanno lo smartphone e si collegano senza nessun tipo di filtro o di controllo. Tutto questo provoca dei danni anche ai ragazzi soprattutto, quindi l'iniziativa di oggi è molto importante perché va a sensibilizzare le famiglie fornendo 10 semplici regole che possono essere banali ma a volte proprio perché non sono applicate creano danno nell'adolescenza. La famiglia chiaramente ha sempre un ruolo importante oltre alle altre istituzioni nella formazione del cittadino di domani ma anche nella protezione dell'infanzia e voglio solo ricordare una frase di Giovanni Paolo II: la famiglia è il luogo in cui ci sono due grandi doni preziosi, l'amore e la cura dei più deboli. Questo è un progetto che ha avuto come scopo quello di sensibilizzare l'uso consapevole del web rivolto alle famiglie e ai ragazzi ed è stato finanziato dall'assessorato alla famiglia e alle politiche sociali. Quindi oggi siamo molto felici di presentarlo, di vedere il percorso che abbiamo fatto nelle scuole, con le associazioni, quindi ha visto la cooperazione di tante scuole della provincia. Quindi voglio lanciare un messaggio: la tecnologia è importante, il web fa parte della nostra vita ma dobbiamo saperlo governare, quindi in rete sì ma non facciaci irretire.